Non è possibile che dopo quasi 7 mesi, quasi insomma, di fatto, 7 no? mesi non ci siano risposte. La mancanza di risposte, l'esito degli esami tossicologici che ancora non c'è. Ospiti di Ferdinando Abarino a Ring, Sabrina Bossere, Luca Marangon, genitori di Alex, il 25enne che ha perso la vita a fine giugno all'abbazia di Vidor, chiedono di sapere come è morto loro figlio. Non siamo riusciti a parlare con investigatori e procura, un'attesa estenuante, dicono, come estenuante è la ricerca della verità. I Marangon ripercorrono quei giorni, la scomparsa di Alex, le ricerche, le indagini. Non hanno fatto test sui partecipanti, che il giorno che noi siamo arrivati Luca gli ha detto non lasciateli la via, fategli degli esami anche a loro. Quando noi abbiamo detto guarda che si usavano queste sostanze qua, li fate andare via, puntano solo su Alex. Cosa vuol dire? Che Alex ha preso questa sostanza e non, ha dato di matto, si è buttato giù come loro volevano far credere. Ma se allora sul piatto a bilancia mettono anche qualcun altro che ha preso questa sostanza e può avergli fatto del male. Mostrano la foto dell'interno dell'abbazia in cui stava per svolgersi il rito sciamanico. Vorrei capire dove sono finiti tutti quei secchi, tutte quelle bottiglie, tutte quelle cose che hanno usato. Io vorrei capire se chi ha investigato li ha trovati, perché se le trovavano tutte quelle bottiglie, tutti quei secchi, trovavano anche tutte le prove. Erano 4-5 persone Quindi al massimo. sono rimasti A tutti cercarlo. dentro, A cercarlo, non a gruppi a o cercarlo tutti, o a intenda dire. massacrarlo. Mamma e papà ne sono convinti, nessun suicidio, qualcuno la morte di Alex l'avrebbe provocata per poi coprire tutto. Hanno proprio fatto una bella messa in scena, con proprietario seduto sul divano, con Il figlio che girava correva intorno. in bicicletta e mentiva sopra il materassino. Il medico dell'obitorio si è sbilanzato quando siamo andati a riconoscere il corpo e ci ha detto che assolutamente non era un corpo che è stato 3 giorni in acqua. Quindi vuol dire che è stato deposto dopo. 7 mesi senza risposte per non far emergere, dicono Luca e Sabrina, verità scomode. Secondo me c'è gente importante che si vuole proteggere. Gente importante, non erano ragazzi, lui era l'unico ragazzo lì. Vabbè, io so che Cioè noi tutti sappiamo Adulti e anche di una certa posizione. professionisti, Esatto. intende dire. Esatto. chi partecipava, io dico parlate perché comunque non venite indagati, Aiutateci a arrivare alla verità. aiutateci.